Immaginate di partire da Riposto, in provincia di Catania, con una Vespa rossa e di arrivare fino al punto più a nord d'Europa, Capo Nord, in Norvegia. È quello che ha fatto Angelo Castorina, un giovane siciliano di soli 25 anni, che ha deciso di vivere un'avventura indimenticabile in solitaria, sfidando se stesso e la strada. Finalmente ho completato il viaggio, è andato tutto bene e volevo ringraziarvi a tutti, tutti voi che mi avete sostenuto in questa avventura, e poi vorrei ringraziare i miei genitori e alcuni dei miei amici. Dopo un viaggio di ben 7200 km e 17 giorni di emozioni, Angelo ha raggiunto il celebre promontorio, una scogliera alta 307 metri che si affaccia sull'Oceano Artico. La sua impresa è stata documentata sui social, dove tanti lo hanno seguito e sostenuto, con messaggi di incoraggiamento e anche piccole donazioni per aiutarlo a realizzare il suo sogno. Purtroppo non è stato possibile far entrare la Vespa nell'area di Capo Nord, ma Angelo ha scattato una foto simbolica con la bandiera siciliana davanti al globo, celebrando così il suo traguardo e le sue radici. Per lui è stata la prima esperienza all'estero. E poi agli invidiosi, quelli che mi hanno criticato, mi hanno detto non ce la farai, vi sto prendendo tutti in giro. E io vorrei dire che ce l'ho fatta e che nella vita si può sbagliare. Lo ammetto, ho sbagliato a fare i conti. Non me l'aspettavo tutta questa spesa, onestamente. Però grazie a delle persone molto gentili e hanno capito la mia avventura, va. Vabbè, con questo vorrei ringraziarvi di nuovo. Grazie e vi saluto. È un'emozione unica, ha scritto sui social il giovane siciliano. Il viaggio con la mia Vespa è stato durissimo e anche lei si merita una statua d'oro. Gli ultimi 200 km sono stati un vero e proprio banco di prova. Gli ammortizzatori non ne reggevano più. Sto pensando di fare qualcosa per tornare a casa più velocemente, sia per lei che per me. Sono stanco ma felice. Angelo ha anche confessato di aver sentito molto più la nostalgia dell'Italia, soprattutto dell'amata Sicilia. Dal 16 giugno ha lasciato l'isola per intraprendere il viaggio in due ruote. Ha attraversato l'Europa con la sua Vespa e adesso il suo sogno si è concretizzato. Ora che ha raggiunto il suo obiettivo, Angelo potrà godersi qualche viaggio più tranquillo e rilassato tra le strade della sua bella Sicilia, portando nel cuore questa incredibile avventura e i ricordi di un'impresa che resterà per sempre nella sua memoria.